Buongiorno, una bellissima notizia per Adria e le famiglie adriesi del presente e del futuro. Ieri abbiamo avuto la conferma dal Ministero dell'Istruzione del finanziamento del bando per fare il nuovo asilo nido. Grazie al lavoro in questi anni dell'assessore Marco Terentin, dell'ingegnere Andrea Portieri e degli uffici tecnici abbiamo avuto questa importante conferma su una domanda presentata a marzo 2022. Cosa vuol dire un nuovo asilo nido? Vuol dire una misura per le famiglie, in primis per la sostenibilità e quindi per una visione di Adria, città sostenibile a misura di famiglia. Non ci sarà alcun tipo di problema e di interruzione durante i lavori e il nuovo asilo nido avrà caratteristiche di efficientamento energetico massimo, di antisismica, di comfort per i bambini, per i lavoratori, per le famiglie, e quindi una misura importantissima che ha ricevuto un finanziamento di 2.320.000 euro. Come tutti i progetti del bando PNRR verrà realizzata tra il 2023 e il 2026, ripeto e sottolineo, come tutte le misure previste dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. Questo nuovo asilo nido è un asilo nido più grande che darà la possibilità di aumentare i posti disponibili da 45 a 60 posti. Una bellissima notizia per le nostre famiglie, per l'ambiente, per Adria nel futuro. Grazie.